con scadenza 14 febbraio e 17 febbraio per la presentazione delle domande. La Guardia di Finanza cerca nuovi ufficiali e lo fa attraverso 2 concorsi. Il primo per reclutare 66 allievi diplomati, il secondo per altri 15 già in possesso di laurea per un ruolo tecnico-logistico amministrativo. Le domande da effettuare tramite il sito della Guardia di Finanza sono già numerose, resta sempre minore però la richiesta dal nord. Col tempo la percentuale, ad esempio, di domande che proviene dal nord Italia è in aumento, ma in realtà è inferiore rispetto alla percentuale di ragazzi che provengono dal centro Italia e dal sud. Probabilmente perché magari ci sono anche altre possibilità per un ragazzo del nord Italia di approcciarsi subito all'ambiente lavorativo già dopo il diploma. Entrare nelle Fiamme Gialle di certo richiede impegno e sacrificio. Oltre all'aspetto caratteriale, perché è ovvio che a 18 anni è necessaria già un'attitudine e una, diciamo, sicurezza dal punto di vista caratteriale, ci sono anche delle prove di carattere fisico che per un ragazzo mediamente allenato non sono proibitive, ma che comunque necessitano di un minimo di allenamento. Dal 2000 anche le donne possono partecipare alle selezioni. Ovviamente, essendo iniziata da poco l'epoca degli arruolamenti, quindi solo dal 2000, è normale che siamo ancora poche, ma in aumento. Quindi mi auguro anche appunto nella mia veste femminile di promuovere anche la partecipazione di appunto personale femminile, proprio perché possiamo rappresentare quel valore aggiunto